Questi sono i gatti di qua, questi sono i gatti della ditta. Quando gatti di spurigliare che tupetti. Campanello. C'era poi io che sono vicino alla porta. Io ci sto rapendo. Moriamo qui. Oh, cavaliere. Non ci porta di mattina qua a casa mia. S'accomoda, s'accomoda. Che stavo passando da qua, mi fai una visita. Mi fa piacere. Fece bene, ogni tanto che sogno tutto indaffarato, quando catte, monzette, con le cose con queste ditte, IVA, quell'IVA. E anzi ne capisci più, oggi la gente, chi altro che ragionare, non stiamo ragionando più neanche noi. Ma comunque, Sarita, vedi che c'è il cavaliere? Facci un caffè, che vuole, qualche caffè o qualche liquorino? Chissà, ci so piacere, eh? Caffè. Sarita, prepara un caffè, che c'è un cavaliere qua. Certo che sta facendo giornata, che pare la state, cavaliere, E ne lamentiamo, e da superintendente che dice che già su che cappotto, non ti sai la televisione, nive, cose, e che ne stiamo richiando. E poi, infatti, c'è gente che parla male della Sicilia. Come può spezzare la Sicilia, c'è tu, ne va? Con bello mare che abbiamo, io clima, l'aria, il sole. Ma uno trono queste polentone che parlano tutte insuonate per me. E poi i nostri piccerini, i veri, sono più spettri. Cioè, pigliano da fiera, da piscaria, già vendono buste di plastica, botticino, che hanno il senso del commercio, va. E quelle che fanno le scippe, che ci pare niente. Io è un dono di natura, perché chi già nicchi, come vedono una bossa, ce la sugono, su, e ci spilano tutto. Invece, quando vedono magari qualcuno un raffinato, a chiedo su, ci futtono direttamente il portafoglio. E una volta anche a me, magari. Ma comunque, i carusi sospetti, i nostri carusi sospetti. Per esempio, noi altri, quando eravamo più carusazzi, giustamente, che avevamo sta spettizzare oggi? Avevamo gli occhi chiusi. Come io giocavamo alle buspere, giocavamo alle stuppaghi, a chiappa, a tuppetro, a caricabotte. E anzi, a proposito di caricabotte, sta vedendo questo unghierozzo, cavaliere. Uto caso. Mentre che correvo, che stavo facendo, caricabotte, ditta, vedi che vengo. C'era un figlio di Arusa, che ora questo è avvocato, era amico mio ora, no? Questo sarà stato, tu mi andappai in spigolo d'episodio che proprio assunto mai. Ma... Vorremmo mia moglie se chi è pronto do coso. Sarita! Sto caffè a chenao! Sta chenando tomati! Un caffè a chenare! Con cavaliere c'è! E comunque oggi chiedo che mi preoccupa cavaliere, sai che cosa è? Mio figlio. Perché oggi sono stranamente diversi da l'altro. Vanno a cercare il pilo, cercano robe di macca, fanno le stuffuse. Per esempio, ci pare bello oggi. Accatto la carne e non la vuolo. Ci accatto i pesci e ci sono le resche. Ci calo la pasta e ci pare che è grosso. E poi per i peres tutte le volarie se le pestivano. E ci pare bello. Io parano con lei, c'è il gruppo del canarozzo che quando prima alla mia casa qualcuno li busca. Questo è poco ma sicuro. Comunque torniamo a noi. A sua vista che cosa debbo l'onore? O le prestate 100.000 lire? E a ci visti io sto? No, stavo dicendo, ci servono 100.000 lire. Però ora lei viene proprio di mattina quando io ora sto iendo proprio alla posta. E se così non fatemo devo pigliare delle cose che devo sprugliare per me e ci piglio magari le cose a lei. Però fosse bello che fa, ma aspetta qua, tanto vale che ne vedremo del pomeriggio se lei. Va bene, ne vedremo del pomeriggio. E che se ne sta chiedendo, manco un caffè si piglia. Allora, ne vedremo alle 5. Ma andare a vederla. Non si preoccupi. Poi andare a state Meruna, non ci facesse caso, non siamo a questo noi. Arrivederla. Chi è scemo che sto qua? Io ci rogno 100.000 lire, che non si vedono qui. Ma gente, ma chi sbagliano, va, mi domandi di soldi mia, va, perché io ci vai, che la mano nel cesso e ci piglio 100.000 lire. Se ora i 5 mi faccio trovare intra, io ci pare, va. Ora vecchio, io stai 4 ne esco e io devo stare alla porta, a voglio fare i viaggi. Scemo che sto gioco, oh.